vedo questa figura in mezzo alla strada, le scarpe un po' distanti, le chiavi, gli occhiali, allora abbiamo immaginato che qualcosa di grave sia successo. Un'immagine terribile, quella apparsa davanti agli occhi del vicino di casa di Giannina Tognon, l'85enne investita violentemente da un'auto in via Torino ad Albignasego, proprio davanti casa sua. L'anziana è morta dopo il ricovero in ospedale, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. L'urto infatti è stato violentissimo, facendole sbattere la testa sull'asfalto, una situazione giudicata critica fin da subito dai sanitari intervenuti. Attraversava la strada, era appena andata a trovare una signora, sono tutti parenti, si conoscono, e stava attraversando la strada per tornare a casa. Ho visto un movimento un po' strano qui davanti, che le macchine giravano, ho detto è successo qualcosa e mi sono precipitato a vedere. L'automobilista, un 63enne di Padova, potrebbe non averla vista in tempo, ma saranno i rilievi delle forze dell'ordine a ricostruire con esattezza la dinamica. Una tragedia avvenuta in un tratto di strada conosciuto per la sua pericolosità. Qui gli automobilisti sfrecciano nonostante il rilevatore di velocità. Pericolosissimo, sì, perché dopo, come tutti gli automobilisti, anche voi guidate la macchina e dopo una rotonda rallentate e si accelera. Se non si trova un ostacolo nel mezzo delle abitazioni, la gente corre, non gliene frega niente del limitatore di velocità. Del limitatore di velocità che indica la velocità superiore. Difatti noi da dentro la cucina vediamo è sempre rosso quando passano le macchine, mai nessuno rallenta assolutamente.